fra pochi giorni ci sarà Udine, insomma, ospiterà il congresso nazionale dei Vespa Club d'Italia. È la prima volta, questo che diciamo sta alle sue spalle è il manifesto dell'evento, un po' insomma ce lo racconti? Un manifesto che, come presentato poco fa per la prima volta, è un manifesto che, come possiamo vedere, parla soprattutto, se non esclusivamente al femminile. È un omaggio che abbiamo voluto offrire alla donna, alla vespista donna, poiché una delle figure, sono la figura più importante, se vogliamo, del nostro movimento, ma del movimento in generale, no? È sempre bello vedere una figura femminile a bordo di una Vespa, con dei dettagli invece che richiamano la città di Udine, poi il castello, la loggia Bambino d'Oro e quant'altro. Il 75esimo congresso per noi dà il valore unico perché è capitato oggi per la prima volta dal 1949 e sarà difficile che ricapiterà, perché i club in Italia sono oltre 600 con un totale di oltre 90.000 iscritti. Prima è una bellissima occasione per far conoscere la nostra città e il nostro territorio a chi non bazzica solitamente in questi luoghi, l'opportunità chiaramente anche per identificarsi, no? Quello che è un simbolo della nostra cultura, la nostra storia. Penso appunto al boom economico, penso al grande simbolo di rinascita e di emancipazione che questo mezzo ha regalato al nostro paese, quindi anche l'occasione per riscoprirlo al meglio. Siamo con l'assessore regionale Sergio Bini. Oggi è stato presentato il congresso nazionale del Vespa Club Italia. Centinaia di vespisti arriveranno in Friuli e conosceranno le peculiarità di questa terra. Delegati provenienti da tutta Italia per questo 75esimo congresso nazionale che si svolgerà proprio qui a Udine. Quindi noi siamo lieti di ospitare questa bella manifestazione e ci darà la possibilità di promuovere la nostra regione, la nostra città, i nostri prodotti, le nostre eccellenze, ma soprattutto avremo la possibilità di ammirare uno di quei brand iconici del Made in Italy che hanno fatto un po' la storia non solo nel nostro paese. Quindi benvenuti a tutti gli amici vespisti e insomma ci auguriamo solo 2 giorni di sole, che il tempo ci dia un po' di tregua.